È difficile condensare in un servizio, ancorché non breve, ci rendiamo conto, la stagione 2024-2025 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia presentata oggi e che giocoforza non può non tener conto dei numeri ottenuti dal cartellone conclusosi qualche settimana fa, sulla falsariga del quale è modellata. Alcuni titoli erano stati anticipati, non quello d'apertura che pure era noto. Si parte con Signor Todero Brontolon di Goldoni, produzione propria dello Stabile con Franco Branciaroli nel ruolo eponimo. È un testo molto divertente, ma al tempo stesso ha una inquietudine. Signor Todaro è un personaggio anche strano, particolare, ambiguo, ma la cosa che mi affascina in questo testo è l'universo femminile. Buona parte delle produzioni proprie dello Stabile esplorano come tradizione ormai il territorio. Torna la coscienza di Zeno, Mauro Kovacic riproporrà in una sola serata le proprie riflessioni su Svevo, Saba e Joyce per concentrarsi più avanti su Kafka. Grande sorpresa, la messa in scena di Il vetro della clessidra, tratto da Tempo curvo a Krems di Claudio Magris, con Alessio Boni che apre la sezione dedicata alla scena contemporanea in Sala Bartoli. Il cartellone della prosa, caratterizzato anche dalla lettura di Pessoa affidata a Bob Wilson, spettacolo proprio in coproduzione su cui lo Stabile punta moltissimo, si concentra sui grandi testi. Sfileranno ad esempio Parenti terribili di Cocteau, i 6 personaggi pirandelliani, Anna Karenina, Teresa Rackena di Zola, ma anche una locandiera per rinsaldare il discorso su Goldoni del quale saranno lette le memoire. Per il musical c'è già attesa per Les Miserables di Arena Musical Spectacular, per Mamma Mia e per Anastasia, già annunciati ufficialmente o via social. Ad essi si aggiungono un altro concerto di Ramin Karimloo, I nostrani Sapore di mare e Rocky il musical. Occhio, non il Rocky Horror Show, ma un musical tratto dal film di Wilson con Sylvester Stallone, protagonista Pierpaolo Petrelli. E se non è cringe questo, ma pure 2 novità. 2 musical che arrivano da Broadway e dal West End, Dear Evan Hansen e Come From Away, 2 titoli che veramente sono teatro puro, teatro allo stato puro. Altre sezioni, danza, concerti e musica, circo e family, recita le attualità. Resta da sottolineare l'impegno dello Stabile per i 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia con 26 ottobre Un mare di ombrelli, testo di Gianni Gori, senza contare che nel 2024 lo stesso Teatro Stabile celebrerà i propri primi 70 anni.